Vicenza, città che vive e sopravvive anche alla dannazione del coronavirus. Vicenza, città del Palladio, città rinascimentale che spera, che crede in una nuova rinascita. Vicenza, città della Madonna di Monteberico, storia di fede, di una promessa mantenuta, quella di tenere nel XV secolo la peste fuori dalle mura, e così fu. Vicenza tra epidemie antiche e moderne, con il Covid-19, nome asettico per indicare una tragedia attuale, tragedia sanitaria, tragedia economica. Eppure da oggi, da Palazzo Trissino, ecco che germoglia la primavera di un nuovo futuro. Il Fondo di Solidarietà prende forma in un consiglio comunale storico, inedito, senza precedenti, ma perfettamente aderente alle forme di relazione sociale che abbiamo inaugurato nell'epoca della pandemia. Una seduta a distanza, come si dice, in collegamento da remoto, con i consiglieri uniti dalla tecnologia social. La conference call inizia alle 3 del pomeriggio. Francesco Rucco si collega dall'ufficio del vice sindaco. Il presidente, Valerio Sorrentino, è in sala chiesa. 3 consiglieri si sintonizzano da aule sparse nel palazzo. Gli altri sono collegati da casa. Comincia così un consiglio comunale fuori da tutti gli schemi, straordinario sotto ogni punto di vista. Bisogna dare il via libera alle linee di indirizzo per la gestione dell'emergenza. C'è sul tavolo virtuale un futuro vero, concreto, il destino umano, economico, sociale di Vicenza, l'avvenire delle famiglie, delle attività produttive colpite dal coronavirus. Bisogna dare risposte concrete a necessità vere. Per questo l'aiuto del governo con iniezioni di liquidità monetaria è fondamentale per una ripresa che non può più aspettare. Il Fondo di Solidarietà di Vicenza sarà costantemente alimentato con donazioni da imprese e cittadini privati, da possibili risparmi dell'amministrazione e da eventuali contributi delle società partecipate dal Comune. Insomma, non c'è più tempo da perdere, il futuro non aspetta.